Noi non possiamo andare avanti in queste condizioni. Per esempio, per il personale amministrativo noi siamo arrivati all'osso. In che senso? Che se uno solo dei funzionari, dei direttori, se ne va per qualsiasi ragione, noi non sappiamo come provvedere, il servizio si ferma. Le enormi difficoltà nelle quali si trova la macchina della giustizia del Veneto sono denunciate da tempo, così come i dati sul quadro desolante della carenza di organico. Eppure sentire il grido d'allarme del presidente della Corte d'Appello Carlo Citterio nell'ufficialità dell'inaugurazione dell'anno giudiziario fa davvero preoccupare sulla tenuta dell'intero sistema, ed il presidente non gira intorno nemmeno nell'indicare le responsabilità. Ognuno deve fare la propria parte e la ricerca, la messa a disposizione delle risorse di uomini e strumenti compete ad altri. Tutti noi, magistrati e personale dei vari uffici, faremo comunque sempre la nostra parte, perché abbiamo amore per la giustizia. Appello raccolto dal guardasigilli, ma anche dall'altro ministro veneto presente, la padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati. Noi lavoreremo in questa direzione per migliorare non l'efficienza, perché abbiamo visto che i nostri magistrati nonostante tutto hanno risposto, ma quantomeno per agevolare un lavoro che già di per sé è un lavoro difficile e vitale per tutti i cittadini.